La questione riguarda da vicino anche Mogliano sia per continuità territoriale che per appartenenza al gruppo Veritas. Parliamo dell'inceneritore di Fusina a Porto Marghera, progetto che ha ottenuto di recente l'ok della Commissione Via Regionale, contro cui si sta mobilitando un ampio fronte non solo ambientalista, un fronte caldissimo con l'amministrazione comunale che non ci sta a restare con il cerino in mano e ha lanciato nell'ultimo Consiglio Comunale una commissione di indagine. L'obiettivo è quello niente affatto velato di far emergere le responsabilità della precedente amministrazione, ora in minoranza. È un progetto partito diversi anni fa, parliamo già del 2017, quando è stato inserito all'interno del piano industriale di Veritas. È stato presentato in regione il 28 di febbraio del 2019, quando io non ero ancora sindaco, ed è stato appunto un progetto voluto e approvato dai sindaci del bacino, che comprende tutta la città metropolitana di Venezia più Mogliano. L'opposizione, che a sua volta nell'ultimo Consiglio ha proposto una mozione per bloccare l'iter autorizzativo, ovviamente non ci sta. Facciano pure la commissione di indagine. Tra l'altro una commissione di indagine è prevista dal nostro regolamento, però su temi specifici, non certamente per fare un'attività di censura politica nei confronti delle precedenti amministrazioni. Il progetto di Fusina probabilmente andrà avanti, però quello che chiediamo è un confronto con i cittadini, con le associazioni. Mentre la polemica brucia, resta l'attività amministrativa ordinaria con il Comune, che punta sull'acquisto di nuove telecamere e sulla sicurezza scolastica. Abbiamo tanti cantieri in città, soprattutto nelle scuole, stiamo facendo importanti lavori nelle scuole, sono circa una quindicina di cantieri aperti ad oggi dove gli operai stanno lavorando per un valore totale di 2.750.000 euro. Quanto alla gestione del Covid, si va di emergenza in emergenza. Dopo il virus, naturalmente, l'altra epidemia è quella della mancanza del lavoro. Tante attività commerciali non hanno riaperto. Tanti che lavoravano a Venezia con il turismo sono rimasti a casa e quindi dovevamo pensare velocemente a come risolvere questa questione. Tra le azioni, la raccolta fondi avviata per il sostegno al pagamento delle bollette, arrivato a 5.000 euro, una prima risposta per le nuove povertà.